Paoli, lei era in servizio il giorno in cui è arrivata la chiamata drammatica di quel bambino rimasto incastrato nell'auto a Jesolo. Cosa ricorda? Com'è partito tutto? Beh, insomma, è arrivata la chiamata da parte della centrale del 118 di Venezia Emergenza, che ha contattato la centrale di Padova, e quindi si è attivato il soccorso qui appunto della base di Padova. Io ero appunto in turno quel giorno e ovviamente quando si parte si sa che c'è un bambino incastrato in una macchina sott'acqua, si fanno già mille pensieri, ma chiaramente ci assettiamo sulla cosa più critica, che è poi quello che ho trovato, cioè gestire un arresto cardiocircolatorio dovuto all'ipossia in macchina. Infatti quando sono arrivato ho trovato proprio questa situazione, c'era già il personale dell'ambulanza che aveva il bambino in carico da qualche minuto, che stava rianimando il bambino. Noi abbiamo proseguito con delle rianimazioni cardiopolmonari avanzata proprio per l'età pediatrica, fino a riuscire ad avere di nuovo ritmo cardiaco, insomma poi il cuore è ricominciato a battere. Adesso il piccolo bimbo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, insomma speriamo che le cose possano andare bene per lui. Quando l'ha visto cosa ha pensato? Ma in realtà io sapevo che c'era un bambino, quindi ho semplicemente pensato mentre andavo le dimensioni dei dispositivi che avrei dovuto usare, perché ovviamente nell'adulto abbiamo dei dispositivi abbastanza standard e siamo più avvezzi ad utilizzarli, nei bimbi ovviamente, facendone pochi grazie a Dio, i dispositivi devono essere proprio presi della misura giusta, quindi semplicemente ho fatto quello che dovevo fare, insomma il mio lavoro. In quanto tempo siete riarrivati a Padova? Noi siamo arrivati da Padova al luogo dell'evento circa 14-15 minuti e circa altrettanti 14 minuti siamo tornati a Padova.